Buongiorno a Giuseppe Cerasa, direttore delle guide di Repubblica. L'ultima uscita dedicata a Padova, Padova città patrimonio UNESCO con il riconoscimento dell'URBS Picta di qualche anno fa. Perché Padova e come è strutturata questa guida? Bene, grazie. Intanto Padova è, come dire, fa parte di un progetto complessivo che riguarda la Regione Veneto ed è relativo alla valorizzazione di tutti i siti UNESCO della regione. Sono ben 13 che hanno caratteristiche ben diverse l'uno dall'altro, vanno dalle Dolomiti ai siti palafitticoli, a appunto Padova, Venezia, Treviso, Verona e c'è poi il Prosecco, e con il Prosecco come bene non materiale. Padova era quindi all'interno di questo progetto è una delle eccellenze, perché non c'è soltanto un motivo, ma ci sono più motivi per raccontare bene Padova. Diciamo, ci sono tutti il ciclo degli affreschi è già di per sé una roba straordinaria, c'è il meglio diciamo, dell'espressione artistica di Giotto, il meglio del Cinquecento, quindi come dire, situato in varie postazioni, dagli Scrovegni in giù c'è davvero abbiamo fatto degli itinerari punto per punto raccontando le eccellenze di questo grandissimo maestro dell'arte italiana. E poi c'è l'orto botanico, che voglio dire è un'altra delle grandezze di Padova, il primo orto botanico strutturato d'Europa, è nato nel 1500 e qualcosa, perché da allora resiste con delle specie diciamo vegetali, ma anche legato moltissimo a questa biodiversità che oggi va molto di moda. Voglio dire, a Padova l'hanno inventata un decennio, per non dire cioè, centinaia di anni fa, quindi come dire, era quasi naturale voler dare a Padova questo grande valore di capitale dell'UNESCO. Ecco, noi abbiamo raccontato tutto questo, ma non solo, c'è anche dell'altro. Io volevo chiederti, questa guida redatta, suppongo, da non padovani, no? Per cui No, tu no, hai... no, ci sono anche Ci sono non anche dei padovani. vivono a Padova, Ecco, vivono in Veneto, perché come dire, è giusto che anche fuori, voglio dire, perché noi ecco, abbiamo come viene vista Padova da occhi esterni? Perché è innegabile che la scoperta del valore turistico della città di Padova è una scoperta relativamente recente, perché si è parlato sempre di turismo religioso legato al culto di Sant'Antonio, ma la presenza massiva di turisti per il suo valore culturale, eccetera, eccetera, risale a 10-15 anni fa, insomma, se non vado errata, con i miei ricordi e anche il mio lavoro. bene, tu stai parlando con una persona che è molto devota a Sant'Antonio. Io sono venuto diverse volte a Padova per omaggiare, riverire e fare quel gesto che parecchi fanno di toccare, come La dire, tomba? una tomba, che vabbè, l'ha fatto, e però poi dopo, sin da allora, per le volte sono venuto a Padova, si spazia altrove, cioè, come dire, quando io sono andato per la prima volta nella Cappella di Scovegni, devo dire che sono rimasto non abbagliato, ma di più. C'è forse un'unica realtà che può competere, che è Assisi, no, il Sacro Convento, dove lì c'è una grandissima performance di Giotto e Cimabue. E però poi dopo tu ti lasci prendere, voglio dire, dal caffè Pedrocchi in poi c'è una Padova da gustare, da scoprire, che non è niente male, voglio dire, poi c'è la cucina di Padova, della zona del Padovano, che è, come dire, una cucina importante. Poi il gruppo di cui ancora faccio parte, fino a pochi mesi fa aveva un'importante postazione a Padova, che era il Mattino di Padova, quindi c'era un interscambio con la direzione del giornale appunto di Padova e anche quelli del Veneto, perché erano tre giornali, c'era Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso e il Mattino di Padova. E quindi c'è un affetto che noi abbiamo come Repubblica nei confronti, anche un senso di restituire a Padova come dire, una visione a tutto tondo, ecco, sganciarla soltanto dall'elemento religioso, sganciarla soltanto
dall'elemento pittorico di Giotto, che già di per sé giustifica una visita, e poi anche costringere con la nostra guida a incuriosire le persone ad andare all'orto botanico. È una roba straordinaria. Io, guarda, non sono mai andato, ma ci andrò. Ma leggendo la guida, che tra l'altro si troverà in edicole, in librerie, e poi si può anche prendere sui canali digitali di e-commerce tipo Amazon. Mhm. Ma guarda, io sono rimasto veramente abbagliato. Dico, ma scusate, nel mondo si parla tanto di biodiversità e a Padova c'è un laboratorio di bellezze vegetali che tutto il mondo ci invidia, ma allora andiamola a scoprire. Sì, probabilmente anche noi stessi che siamo abituati ad avere un po' queste bellezze sotto mano e che le frequentiamo da anni, ci rendiamo conto, ma probabilmente abbiamo iniziato a comunicare la forza di questo patrimonio che tu dici viene proposto nelle vostre guide nel suo complesso, la stiamo comunicando relativamente di recente. Sì, sì, e secondo me c'è grandissima possibilità di aumentare il valore della comunicazione. Per esempio, la guida è in questa, come dire, va in questa direzione, perché quando si è stato coniato lo slogan Land of Venice, vuol dire la terra oltre Venezia, la terra di Venezia, ma Mhm. non è una formula così tanto per attrarre No. turisti, ma è una realtà, perché dopo Venezia, e lì in Veneto si sconta via, la primazia di una città straordinaria come Venezia, ma c'è tutto il resto, c'è Verona che è pazzesca, Padova che non è da meno, ma Treviso, ma poi c'è il territorio Non a attorno. caso il Veneto è la prima regione in Italia per turismo, cioè proprio perché per una struttura variegata di situazioni che spaziano da tutti quelli che possono essere i segmenti dell'offerta turistica. È vero, ma guai a fermarsi all'idea che siamo tanto semiprimi. C'è la lucidità nel Veneto di puntare sempre avanti, guardare sempre avanti, di buttare la palla avanti, e questa guida, diciamo, lo spirito è quella di aiutare il turista, ma anche chi vive nel Veneto, a conoscere meglio la propria città e i propri territori, i segreti delle proprie città, che molto spesso abbiamo noi conferma guida per guida, guarda, perché non manca occasione per dire, ma guarda, queste robe non le conoscevamo neanche noi, sia che facciamo la guida di Imola, sia che la facciamo su Bologna, sia che la facciamo su Palermo, su Napoli. A Napoli abbiamo presentato una guida e il sindaco di Napoli ha detto, ragazzi, ma almeno il 30% di quello che c'è scritto qui, io non pensavo che fosse così bello e così profondo, quindi amiamo stupire, ci riusciamo molto spesso, vorremmo farlo sempre. Come è strutturata il lavoro? Come si confeziona una guida? Chi fa le ricerche? Che tipo di ricerche? E qual è la Guarda, caratteristica che poi contraddistingue queste guide? senti, noi quando abbiamo cominciato, le guide nascono circa 20 anni fa, quando Mhm. io dirigevo la cronaca di Roma, di Repubblica, e l'ho diretta per 20 anni, e poi da 8 anni ho appunto lasciato perché sono andato a fare altro, a dirigere le guide. E l'idea nostra era che non dovevamo fare mai una guida solo enogastronomica, perché, e ci avevamo ragione, le guide enogastronomiche a poco stanno finendo tutte, perché sono molto autoreferenziali, cioè dopo aver parlato a quei 10, 15, 20, 30 top, eccetera, tutti gli altri o rosicano o sono competitivi nei confronti di chi ha avuto massimi riconoscimenti e loro non ci arriveranno mai, quindi poi dopo è demotivante. Allora da subito, dopo aver iniziato così, dopo 2 anni abbiamo cambiato completamente rotta e abbiamo immaginato che la guida fosse un giornale. I Mm. giornali si cambiano ogni mattina e la guida si cambia ogni anno. Anche se facessimo 2 guide uguali su Padova, sarebbero 2 guide totalmente diverse, perché noi pensiamo di dover raccontare le cose belle di una città, di un territorio, i personaggi inediti di una città, di un territorio, andare nel piccolo, illuminare quelle situazioni che nessuno mai ha pensato di far venire alla luce e farle diventare protagonisti. E quindi usando una chiave giornalistica, tutti i nostri collaboratori sono giornalisti, e non per dire un ingegnere che gli piace scrivere, un architetto No, che... perché insomma è una professione che è una Una professione professione. come io non posso fare, non posso cavare i denti, un dentista, Cioè, forse noi ci può dire, abbiamo una
ma non è giornalista, è un mestiere, allora facciamo È un fare quelli. mestiere, anche saper trovare le cose, saperle scrivere, Esatto, saperle comunicare. sapere incuriosire e Eh, quindi abbiamo trovato un terreno veramente iperfertile e dovunque noi andiamo, dovunque penso, lasciamo il segno. Nel corso degli anni abbiamo capito che poi la vera forza è il piccolo, cioè il piccolo non è Padova, Padova è già una città, ma il piccolo è per esempio, che ti dico, abbiamo fatto una guida ultimamente dedicata a Greccio, tu mi dici dove è Greccio, è nel Lazio, provincia di mhm, Rieti, mhm. 3.000 abitanti, ma perché? Perché 800 anni fa San Francesco ha fatto il primo presepio vivente a Greccio e si facevano le celebrazioni. Allora, partendo dalla storia di quel presepio vivente, raccontando tutto quel mondo, vedendo cosa c'è dentro quella spiritualità e anche quel saper vivere, perché poi dopo si scopre sempre che tutto il tema dei borghi, del tornare alla campagna, del lasciare le metropoli, è un tema ormai molto molto dibattuto e molto anche consolidato. A quel punto abbiamo terreno fertile perché illuminiamo quelle strade che nessuno ha mai voluto percorrere. Lo facciamo, noi facciamo presentazioni per dirti, abbiamo presentato l'altro ieri in Umbria una guida dedicata alle manifestazioni storiche dell'Umbria. Tieni conto che l'Umbria è veramente il meglio del mondo feudale contemporaneo, cioè voglio dire, in Umbria si fanno manifestazioni che hanno 500 anni e ti giuro da 500 anni le fanno sempre le stesse, non cambia nulla tranne le persone che nel frattempo muoiono, eccetera. Ma i costumi sono quelli, i cavalli sono quelli, i podestà sono quelli, cioè i ruoli sono quelli. E c'è una folla strabocchevole, voglio dire, e però noi le abbiamo raccontate, sono 61. Alla presentazione di questa guida c'erano tutti i capitani delle varie contrade che fanno le cose, i sindaci, le madonne, un'assemblea di circa 300 persone, tutti, come dire, coinvolti e consapevoli che quello strumento della guida serviva a far vedere meglio Gubbio, far vedere meglio Foligno, Assisi, Todi, per parlare dell'Umbria, per parlare di città che un Certo, po' quindi conoscono. mettete il focus su quelli che gli aspetti che potrebbero essere meno conosciuti, che poi sono anche quelli più richiesti. Perché volevo chiederti questa cosa. Si parla tanto oggi di turismo esperienziale, no? Quindi Lo stavo lontani da... dicendo, lo stavo dicendo, è quella la Ecco, frase che la stavo dicendo. ecco, quanto è uno slogan in quanto invece si sostanzia proprio. Eh, se tu non ci credi è uno slogan, inutile, magari vuoto, fuori modo ormai, perché se ne parla da 5-6 anni. Ma se invece tu ci credi e ti comporti per far vivere un'esperienza unica, vera, al proprio spirito, al proprio corpo, alla propria compagnia di vacanze, è vera. Perché esperienza vuol dire scoprire dei cammini che magari nessuno ti ha consigliato e c'è una guida che te lo consiglia. Andare in bici o andare in canoa o andare a fare rafting o fare andare le vacanze attive o andare in un monastero che è nel cucuzzolo di una collina o di una montagna dove quattro frati domenicani continuano a fare messa, a ricevere i fedeli e poi scoprire la trattoria dove fanno i bigoli migliori del Veneto e dire, oh Dio mio, guarda, qui ci devo tornare assolutamente con un'altra volta, eccetera. Questo vuol dire fare esperienza, rilassarsi, trovare degli hotel di charme, degli agriturismi, diciamo, di gran lusso ma di scarso valore economico, nel senso che non ti ammazzano quando esci di là e ci lasci il portafoglio. Tutto questo fa parte di una, secondo me, di una vacanza intelligente, non intruppata, non da tour operator, ma anche vacanze molto spesso singole, vacanze molto spesso personalizzate. E questo vuol dire fare esperienza, fare un rapporto strettissimo con l'Italia. Avevamo perso e poi il Covid ce l'ha fatto un po' Che poi recuperare. cioè, che in Italia è fortemente fattibile proprio per la struttura anche Sì, dei comuni, dei borghi, non c'è, credo non c'è comune in Italia che non abbia una storia da raccontare, assolutamente. E quanto sì, volevo chiederti, l'elemento enogastronomico incide su questo pacchetto di emozioni e quanto invece si sta sempre più attivando la necessità di esperienze di benessere penso alle spa piuttosto che a percorsi nell'ambiente, a contatto con l'ambiente, anche naturalistici. ma tu prova.
non a separare questi elementi che mi hai detto, ma ad unirli. Metti insieme la spa, la buona gastronomia e il buon ritiro di un hotel di charme. Metti insieme gli aspetti del cammino, della scoperta e fai vacanza. Cioè non separatamente, non appunto ti dico intruppati con altre 30-40 persone votate all'insuccesso turistico. Torni a casa con un pugno di ricordini, così, ciondoli, varie cose, eccetera, ma invece con una ricchezza interiore forte. E allora quello vuol dire fare vacanza, ma devi metterli insieme, dove non c'è un prima e un dopo. Perché se tu fai anche un'analisi su te stessa, scopri che dopo aver visto una bellissima mostra, arrivata a Luna, ti viene voglia di chiedere al portiere dell'albergo o a quello che è accanto a te: scusi, mi indica un ristorante dove si mangia bene e si spende poco? È un classico. Ma se tu hai uno strumento che è una guida che ti certifica il bello, il giusto, l'economico e l'invitante, e l'esperienza appunto anche di vedere, ascoltare, anche ascoltare una sensazione, e vabbè, quello vuol dire che hai fatto bingo, hai centrato. Quanto è importante anche che ci sia l'elemento economico, che sia una vacanza sostenibile anche dal punto di vista del portafoglio. Quello è importante, quello è molto importante, perché c'è la tendenza ad approfittarsi. Questa non è mai finita, tendenza, non so se è italiana, cioè come se noi dovessimo rincorrere tutti i soldi che si sono persi col Covid, no? E dobbiamo farli fruttare assolutamente, quindi spellando, tanto quello non torna più. Tanto quel turista che viene da Bologna, da Pantelleria, figurati se torna a Venezia, però. Quindi la correttezza della proposta legata a un equilibrio tra offerta e richiesta economica va sempre mantenuta, perché ormai c'è la voglia di fare vacanze intelligenti, anche godersele, però a giusto prezzo. Se tu vai in un albergo, guarda, ti meraviglierai, c'è un albergo a Roma che ha aperto di recente, un albergo stellatissimo, e io pensavo che vabbè, le abbiamo viste tutte. Poi hanno una suite, una grandissima suite all'ultimo piano, si vede mezza Roma o quasi tutta Roma, una suite di 300 metri quadrati che è quasi sempre occupata. Sai quanto costa quella suite a notte? 35.000 euro. Allora dico, scusate, bisogna essere o sceicchi o miliardari americani o russi, cioè non si può fare. Però mi dicevano su 365 giorni, tipo 240 giorni è sempre prenotata. In questo momento ci stanno una famiglia di Emile, eccetera, l'ha presa per 15 giorni. Ma lì Però siamo a dei livelli del super lusso, cioè è che questa, insomma, questa è la vacanza che tutti vorremmo fare. Io dico anche no, perché no, a me piace appunto, francamente forse andiamo alla trovare, ricerca di altre cose. diciamo, un posto dignitoso, ben curato, pulito, intelligente, con una donna, un uomo che ti raccontano le loro esperienze e ti guidano, e una guida in mano che ti dice Assolutamente. cosa fare. Senti, siamo quasi in conclusione. Due cose. Quali sono gli inediti, un paio di inediti che potremmo trovare nella guida di Padova, e dopo Padova in Veneto, in Friuli, insomma nel nostro territorio del nord-est, che altre località volete esplorare? Guarda, è inutile che ti dica qual è la mia veramente proprio. Io amo molto il verde e gli inediti veri io l'ho trovati nell'orto botanico, cioè stare lì Ho una capito. giornata Beh, intera indubbiamente devi e venire quanto prima a vederlo perché è qualcosa di che unico. coinvolge. E io mi rammarico di non averlo fatto, e quindi questa roba ce l'ho qui, guarda, veramente. Le altre guide sono delle guide, adesso esce un'altra guida simile nel Friuli Venezia Giulia, simile nel senso che è dedicata ai luoghi dell'UNESCO del Friuli Venezia Mhm. Giulia. E in estate nel Veneto uscirà una guida dedicata alle Dolomiti, Sì, patrimonio UNESCO. dell'UNESCO, patrimonio UNESCO, e a fine anno a Treviso, patrimonio UNESCO. Bene. Io Avete le anteprime. ringrazio Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide Grazie a di voi, Repubblica. Grazie e buona grazie Pasqua. anche a voi, grazie e complimenti per il lavoro che fai. Grazie, buon lavoro a lei.